You walk through rain with broken shoes, a burning heart, no time to lose. Every dream they said was gone now shines like fire before the dawn. Don't listen. Buonasera. Buonasera Giulia. Buonasera Beatrice, buonasera Mario, buonasera amici di Farotin, buonasera a Teo, silenzio. Grazie. Questa sera abbiamo lo special guest che non potete vedere perché è troppo tappo, però c'è anche lui, perché neanche lui voleva perdersi la finalissima di Non Solo Miss. Non Solo Miss, infatti anche questa sera siamo qua al lago di nuovo, potremmo cambiarci la residenza ormai probabilmente. Sì, praticamente abitiamo qua tra un pochino, perché questa sera si disputerà la finale che decreterà la regina di quest'anno. Tra le nostre mitiche e amate Lady e Over di questa Assolutamente sera. sì, le vostre amatissime, perché noi sapete che le seguiamo principalmente per voi, perché a vostra grande richiesta le volete nei nostri schermi, nel nostro canale, corretto? Esatto. Infatti non vedo l'ora di vederle questa sera calcare la meravigliosa passerella che abbiamo alle nostre spalle. Io spero non ci siano grilli, Memory della finale. Però io posso già dirvi uno spoiler. Vai. Ho scoperto, aspetta che mi avvicino. Ho scoperto che questa sera fanno anche la sfilata di abiti da sposa. Shh, però quella non possiamo votarla. Non ho sentito niente io. Non hai sentito nulla. E invece per te, da Max, abbiamo avuto un bellissimo regalo io e te. Indovina chi deve coroncinare la coroncinata, orecchinare meno la male che io coroncinata, mentre la coroncino. collana la coroncinata. Io coroncinerò e Giulia metterà gli orecchini. Metterò tutta la pariuri io. Fantastico. Abbiamo dato. Non vedevo l'ora. Nel contratto non era scritto questo, però per il prossimo anno vedremo di rifarlo, di riformularlo. Amici di Farotin, che dire? Io direi che ci vediamo tra pochissimo con l'inizio della serata. A tra poco. Eccoci di nuovo qui al lago Assolisino per la finale regionale del concorso Non Solo Miss, perché incoroneremo la Non Solo Miss regionale 2025. E adesso io passerei a presentarvi la nostra giuria. Lo faccio un po' al di qua della piscina stasera. Cari signori giurati, buonasera, benvenuti. Vi presento. Questa sera in giuria abbiamo Armando Fogo, imprenditore. Buonasera Armando, ben trovato. Giulia Urbinati, volto e rappresentante di Gidi Ferro Team. Buonasera anche a Giulia. E Beatrice Domada, rappresentante di Gidi Ferro Team. E benvenuta anche a Beatrice. Come amo sempre dire io, avrete un compito difficile perché nelle vostre mani ci sono queste signore che dovranno vincere il titolo regionale stasera, quindi buon lavoro. Ma prima di iniziare il concorso vero e proprio, questa sera godremo una sfilata di moda. Vedremo sfilare bellissimi abiti da sporta della stilista Nicoletta Troisi, stilista che ama non solo creare abiti, ma anche di dare nuova vita a capi vintage. Per la giuria vi dico che questa sfilata non è passibile votazione, ma io direi di iniziare subito e vi lascio alla bellezza di questi meravigliosi abiti da sposa di Nicoletta Troisi. Ti ho trovato in un giorno qualunque, tra mille voci e passi distratti, e da quel momento ogni istante ha preso il tuo nome nei miei pensieri. Camminiamo piano sotto il cielo, senza fretta, senza parole. Il mondo può girare veloce, ma noi restiamo qui. Nel silenzio del cuore ti sento più forte, come il vento che accarezza le foglie d'autunno. Nel silenzio del cuore ti tengo con me, e non importa dove andremo se ci sei tu. Hai
tempo si è fermato, come una foto che non sbiadisce. Ogni tuo gesto è una poesia che non ho bisogno di scrivere. Camminiamo piano sotto il cielo, senza fretta, senza parole. Il mondo può cambiare domani, ma noi restiamo qui. Nel silenzio del cuore ti sento più forte, come il vento che accarezza le foglie d'autunno. Nel silenzio del cuore ti tengo con me, e non importa dove andremo se ci sei tu. E se la notte ci copre di stelle, ti Io direi che con questo abito si vede anche quanto possa essere bello ed elegante un abito da sposa, anche quando è corto. Nel silenzio del cuore ti sento più forte, come il vento che accarezza le foglie d'autunno. Nel silenzio del cuore ti tengo con me, e non importa dove andremo se ci sei tu. I found you on an ordinary day among 1,000 voices and careless steps. And from that moment on, every second carried your name in all my thoughts. We walk slowly beneath the sky. No rush, no words. The world can spin too fast. But here we remain. In the silence of the heart, I feel you even stronger, like the wind that gently moves the autumn leaves. In the silence of the heart, I keep you close to me, and it doesn't matter where we go, as long as you're here. You smiled and time stood still, like a photo that never fades. Every gesture you make is a poem I never need to write. We walk slowly beneath the sky. No rush, no words. The world may change tomorrow, but here we remain. In the silence of the heart, I feel you even stronger, like the wind that gently moves the autumn leaves. In the silence of the heart, I keep you close to me, and it doesn't matter where we go, as long as you're here. And if the night wraps us in stars, I promise I'll have no fear, 'cause every dream I hold carries your face. In the silence of the heart, I feel you even stronger, like the wind that gently moves the autumn leaves. In the silence of the heart, I keep you close to me, and it doesn't matter where we go, as long as you're here.
passiamo a un più tradizionale ed elegantissimo abito bianco.
un abito bianco meraviglioso che si apre con una splendida corolla. Questi abiti meritano veramente un applauso. E adesso che abbiamo visto questi splendidi abiti, io direi che dovremmo conoscere anche la creatrice di questi abiti, che vorrei che Max Eventi accompagnasse qui, e lei è Nicoletta Troisi. Eccola qua, la nostra Nicoletta. Abbiamo ammirato i tuoi splendidi, e magici abiti. Come dicevamo prima, tu crei abiti, Nicoletta, ma sei una sarta e una stilista che ama non solo creare abiti, ma anche rivisitare, diciamo così, abiti vintage, in modo da ridare, come dire, una nuova vita a un abito antico, come piace definirli a me. Tu fai questo lavoro da tanti anni con grandissima passione e competenza. Hai collaborato anche con l'Atelier Le Fatte di Milano, ma vuoi aggiungere qualcosa tu al tuo lavoro o non ti piace parlare? Lei non ama molto parlare al microfono, lei esprime il suo talento con ago e filo, carta, matita e metro per misurare i centimetri, per fare queste meravigliose creazioni che abbiamo visto in passerella. Allora Nicoletta, a dopo, e intanto grazie, adesso la passerella è tutta per te. Intanto io approfitto per salutare anche Fabrizio, titolare del lago che ci ospita questa sera, visto che lo vedo lì. Vedendo lui vedo che c'è anche il nostro sindaco di Solesino, Elvi Bentani. Buonasera, benvenuto Elvi. Sono pronte le nostre ragazze? Allora adesso cominciamo con la sfilata vera e propria, passibile di votazione, e cominciamo con l'uscita elegante
in abito da sera e iniziamo con la numero 1. Vorrei parlarti senza parole, solo col ritmo che nasce dal cuore. Vorrei sfiorarti come fa il vento, che accarezza piano ogni tuo movimento. Sciogli i pensieri, lascia che vadano. Buonasera a tutti, mi chiamo Mailinda Camberi, vengo da Longarone in provincia di Belluno, ho 59 anni e la mia passione più grande è il ballo, sia liscio che latino. Grazie a tutti. Danza con me, luce ribelle che accende il cielo e brucia per me. Hai negli occhi il mare che canta e nelle mani la notte che incanta. Ogni tuo gesto è melodia che vibra dentro la mia armonia. Sciogli i pensieri, lascia che vadano. Segui la musica, non ti fermare. Ogni tuo passo è una poesia che il mio sguardo vuole imparare. Danza con me sotto le stelle fino a che il tempo si perde in te. Danza con me, luce ribelle che accende il cielo e brucia per me. E se domani non ci sarà, questa notte sarà eternità. Nel tuo respiro trovo il mio nome, nel tuo silenzio la mia canzone. Buonasera a tutti, mi chiamo Erika Pisutto, ho 43 anni, vengo da Rovigo e la mia passione è il ballo. Danza con me, luce ribelle che accende il cielo e brucia per me. Sei la luce del mattino, il profumo del caffè, una melodia che suona nel mio cuore ogni giorno. Con un sorriso dolce cambi il mondo attorno a te. Sei il sogno che non sapevo di voler vivere così. Sei la poesia che non ha bisogno di parole. Sei il cielo dopo la pioggia, sei il mio sole. Dolce e bellissima, unica nel mondo, il mio cuore è tu. Ogni tuo gesto è un incanto che non smette mai. Il tuo... Buonasera a tutti, sono Raffaella Ballerini, vengo dalla provincia di Venezia. Ami disegnare, scrivere e leggere. Buonasera a tutti. Nella mia metà sei la poesia che non ha bisogno di parole. Sei il cielo dopo la pioggia, sei il mio sole. Dolce e bellissima, unica nel mondo,
ha bisogno di parole. Sei il cielo, Continuiamo con la numero 4. sei il mio sole. Dolce e bellissima, unica nel mondo. Nel tuo amore trovo il mio tutto più profondo. Buonasera a tutti, sono Caterina, da Padova, ho 64 anni, hobby sono la batteria e la mia passione è il volontariato per gli animali. Mi trasformo in gattara e sportetta da adesso e amo gli animali come i profili. Sono una guardia zoofila, per cui sanziono quando è il caso. Nel buio, inseguo le ombre nel parco, echi solitari nella mia testa, ballo come un morto che cammina. Gli stivali calpestano il terreno così freddo, occhi chiusi sto diventando audace, bagliore di neon nella notte. Non riesco a sfuggire alla luce accecante. Notte contorta e luce frenetica, ballando già fino al mattino luminoso. Gira la ruota dei sogni infuocati, fai a pezzi le urla silenziose. Numero 5. Capelli in testa, dimostra che non ho tempo da perdere. Il sudore gocciola dal tono febbrile, ogni mossa è un glitch perfetto. Guardo la luna ridendo forte, ho perso la testa tra la Tutti, sono Diana Guerriero e sono di Piazzola sul 30. Il mio hobby è fotografare e leggere e dipingere. Buonasera a tutti. C'è fino al mattino luminoso, gira la ruota dei sogni infuocati, sogni, fa pezzi e urla silenziose. Nei suoi canali di Venezia il cuore mio si perde tra i riflessi e i sospiri, dove il sogno si confonde. Sotto i ponti e tra le gondole il tuo sorriso brilla, e nella luce di questa città la tua bellezza si svela. Venezia e tu, un sogno in due, tra l'acqua e il cielo blu, nel labirinto dei nostri cuori. Proseguiamo con la numero 6. Le strade strette antiche raccontano storie d'amore, ma nessuno è più dolce di quella che vivo con te. Venezia e tu, un sogno in due. Buonasera a tutti, sono Elisabetta Barbato, 55 anni, sono di Castelfranco. Il mio hobby è dipingere e dargli latinoamericani. Grazie. D'amore, ma nessuno è più dolce di quella che vivo con te. Venezia e tu, un sogno in due, tra l'acqua e il cielo blu, nel labirinto dei nostri cuori. La magia non svanisce mai.
vogliamo. E tra i palazzi ci fermiamo, dove il tempo sembra sospeso e il mondo è solo nostro. Venezia e tu, un sogno in due, tra l'acqua e il cielo blu, nel labirinto dei nostri cuori, la magia non sparisce mai. Però 7. Un cielo stellato, i nostri cuori legati, Venezia testimone di un amore senza fine. Buonasera a tutti, sono Gianna Gallinaro, ho 59 anni, vengo da Rubano e ho un sacco di hobby perché sono mezza pensionata. Dunque mi piace ballare, salsa e bachata, avrei tanto voglia di ballare con Marchetto, ma devo aspettare ancora un po' forse. Comunque l'ho visto, mi piace tantissimo, vi auguro una buona serata e scusate se ho parlato troppo. Del mattino sorge un nuovo giorno, donne forti e coraggiose che affrontano il mondo con sorrisi che brillano e cuori pieni d'amore, rendono il nostro mondo un posto migliore. Siete il nostro sole, con la vostra grazia fate risplendere ogni cuore. Oh, donne valorose, siete il nostro faro, in ogni volta. E andiamo con la numero 8. Troviamo il nostro cammino. Siete madri, sorelle, figlie e amiche, siete la forza che ci ispira, la speranza che ci spinge, con passi. Mi chiamo Saccomanni Chiara, ho 52 anni, vengo da San Donà di Piave, in provincia di Venezia, e nella vita mi piace andare al mare, ho la passione per la motocicletta e mi piace andare a correre. Donne meravigliose, siete il nostro sole, con la vostra grazia fate risplendere ogni cuore. Oh, donne valorose, siete il nostro faro, in ogni vostra lotta troviamo il nostro cammino. Sguardo c'è una storia di coraggio, una forza che non tarda. Celebrate ogni giorno il vostro splendido essere, perché il mondo senza voi non può più rinascere. Proseguiamo con la numero 9. Donne meravigliose, siete il nostro sole, con la vostra grazia fate risplendere ogni cuore. Oh, donne valorose. Mi chiamo Cristina Pizzano, ho 57 anni, arrivo da Vicenza. Preparazione, colleziono Angeli. di varie guide, sì, angeli. Ne ho più di 50.
Sotto un cielo di sogni ci siamo incontrati, due cuori solitari, ora legati. Ogni sguardo un sorriso, ogni parola un sogno. Due anime che si cercano in un amore profondo. Sei il mio sole, sei la mia luna, in ogni giorno, in ogni fortuna, con te al mio fianco. E numero nulla è 10. impossibile, insieme per sempre, in un amore invincibile. Le tue mani nelle mie, un calore infinito. Ho 56 anni, abito a Castelfrancoveneto. Mi piace molto cucinare e sono anche brava a farlo e ricevere ospiti a casa. Buona serata a tutti. Sei il mio sole, sei la mia luna, in ogni giorno, in ogni fortuna, con te al mio fianco, nulla è impossibile, insieme per sempre, in un amore invincibile. Ogni passo che facciamo, un viaggio senza fine, ogni sogno che sogniamo, un futuro da scrivere insieme. Con te ho trovato casa, in ogni tuo respiro, per sempre oltre il nostro amore sarà vivo. Sei il mio sole, sei la mia luna, in ogni giorno, in ogni fortuna, con te al mio fianco, nulla è impossibile, insieme per sempre, in un amore invincibile. Tra poco gireremo in versione casual, ma intanto io mi prendo un minuto per salutare ancora Fabrizio che ci ospita anche questa sera, ma voglio salutare e ringraziare anche Mario Bonesi con il suo Gidi Ferro Team per i sempre meravigliosi video, e poi Nicoletta Troisi che ha fatto sfilare in passerella i suoi meravigliosi abiti da sposa, il nostro sponsor storico, le lavanderie Ferro, Dino Giuliani per gli splendidi scatti, Nicola per le musiche, la nostra Sara Giantin per i momenti di danza che ci regala, e naturalmente Francesca per il lavoro che svolge nel backstage. Ma vediamo, mi pare di vedere che le ragazze siano pronte per la loro uscita in versione casual, e iniziamo allora con la numero 1.
abbiamo visto le nostre Miss anche in versione casual. Adesso le ammireremo nella classica passerella in costume. Io credo che siano pronte.
abbiamo ammirato anche la sfilata in costume delle nostre Miss, ma io direi adesso di ammirarle tutte insieme in una passerella. Venite ragazze! Eccole qua le nostre Miss tutte insieme. Intanto io vorrei un attimo qui anche il nostro Max, un secondo solo perché so che devi accompagnare la giuria, solo perché tu possa vedere tutte le tue Miss un attimo, che adesso sono qui in trepida attesa, però ti lascio andare con la giuria, noi parliamo dopo. Io prima di congedarvi vorrei sapere una cosa, aspetta che mi sposto perché non sto facendo un favore al fotografo stando così in mezzo e anche di spalle, oltretutto. Allora, sfilare ragazzi è sempre un'emozione, non c'è bisogno che ve lo chieda, è normale, però volevo chiedervi una cosa, perché io so che è sempre molto emozionante sfilare in abiti da sposa, è vero o non è vero? Mi volete dare un parere veloce? Cominciamo dall'ultima, dai. Lo sposo un po' particolare, un po' vintage, ecco. Era un abito vintage, molto elegante, molto raffinato, vorrei dire, abbinava due colori particolari. Non vi faccio parlare tanto, vi prometto, dico solo, è davvero emozionante sfilare in abito da sposa? Sì, è un sogno e il matrimonio, sì, esatto. Io invece va bene usarlo solo qua, basta. Direi che è stata molto chiara. Non si può Monica, è bellissimo, dai, mettere sul vestito ogni tanto fa bei ricordi, dai, è così. Ci sta? È un'evocazione romantica sia per colori che per consistenza, che per insomma le fantasie che posso citare, tutte belle. Ti è piaciuto? Certo, è un'emozione che si prova sì, una volta, ma anche adesso è stato, sì. Si rivive un attimino. Io invece spero sia di buon auspicio perché mi piacerebbe risposarmi. Cerco marito. Ragazzi, qua è ufficiale, abbiamo una bellissima Miss che cerca marito, vedete voi. La prossima volta mi sposi in arancione. Puoi sposarti un'altra volta, ma sempre con lo stesso marito però. No, perché qua, voglio dire... Vabbè, sì, sempre con te. No, Seri, prima ha detto la prossima volta mi risposo, poi mi ho fatto presente che il marito qua, allora l'avete sentita, amore sì, sempre con te. Scusate, volevo aggiungere che va bene anche 2 da 35. 2 per 1. Non è male però poi. È un'emozione fantastica, il fatto che non sono mai stata sposata, è sempre bello indossare questi abiti fantastici. E allora può essere di buon auspicio perché magari lo indosserai anche nella vita reale, no? È un'emozione unica e anch'io cerco marito. Ne abbiamo 2, voglio dire, 2 Miss che cercano marito. Pensateci, perché non è che capiti tutti i giorni un'occasione del genere, anche se ho sentito una Miss che dice ti cedo il mio, però vabbè, non indaghiamo oltre, abbiamo già capito chi è. Va bene ragazze, io vi lascio congedarvi, fate la vostra passerella finale, parti tu e prendetevi quello che adesso certamente arriverà tutto per voi.
arrivati al momento delle premiazioni, quindi io chiamerei qui con me in passerella prima di tutto tutte le nostre miss. Vogliamo accoglierle con un applauso? E Fabrizio che ci ospita, e naturalmente Mario Bonesi con il suo G di Ferro team per i video, Dino Giuliani per gli splendidi scatti, Nicola per le musiche, Sara che ha appena danzato per voi, Nicoletta Troisi per gli splendidi abiti da sposa, Esca per il lavoro preziosissimo nel backstage. Ecco qui intanto che arrivano le nostre ragazze, vieni pure un pochino. Lascio ammirare le nostre miss. Come dicevo, questa sera è la finale regionale. E partiamo a premiare con la falsa non solo miss spettacolo. A premiare Beatrice e la nostra non solo miss spettacolo 2025 è la numero 9, Cristina Cesara. Andiamo avanti con la nostra non solo miss al lago. A premiare naturalmente Fabrizio, la nostra non solo miss al lago 2025 è la numero 6, Elisabetta Barbato. Andiamo a premiare la nostra non solo Miss Veneto 2025. A premiare in passerella vorrei tutti voi. Che arriva anche la nostra splendida colonna, accompagnata, farò un po' vedere, accompagnata da una bellissima parrucca, brillantissima. La nostra non solo Miss Veneto 2025 è Dino. Chi è? Oh! Chi è? La nostra Miss Veneto 2025, non voglio più farvi soffrire, è la numero 3, Raffaella Ballerini! Applausi, vogliamo
Vogliamo fare un applauso alla nostra vincitrice che sta tremando? Rivediamolo così facciamo una foto. Allora, io direi fatti una passerella anche se tremi non importa, la passerella è tutta tua. Io adesso direi che la vincitrice dopo potrebbe guidare anche la passerella finale. Fabrizio, avete qualcosa da dire? No, Fabrizio è scappato. Dov'è? Teniamo qua le miste. Tutti i boschi. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua con me. Io quando voi due siete insieme so che siete pericolosi, quindi vi lascio il microfono, arrangiate il fuoco. Allora, non so come fare a dirlo, ma volevo che facessimo tutti insieme un applauso a questa meravigliosa donna che ci siamo dimenticati tutti, che stanotte compie gli anni. Lei e Max hanno questa passione che coltivano in continuazione, sono molto bravi, sono molto forti, li ringrazio perché loro seguono molto spesso la nostra location, ringrazio tutti voi che siete venuti a stare con noi questa sera, ringrazio queste donne meravigliose che gli sto girando le spalle. Adesso, ogni volta che non usi il microfono non sente più. No, lo fai apposta. Allora comunque grazie che siete venute qua con noi, grazie che siete state con Max e io vi aspetto anche il prossimo anno. Beh, come sempre grazie Fabrizio per questo bellissimo posto. Grazie a tutte le ragazze, grazie a tutti i presenti, buon compleanno anche se è ancora prestino, buon compleanno. Il bacino te lo do dopo. Grazie a tutti voi, grazie a tutto lo staff, sempre un abbraccio enorme a Fabrizio perché mi ospita alla grande ogni volta. Ci beviamo il caffè. Allora io direi che possiamo congedare le nostre miss, però vi riaspetto poi qui per le foto di lutto, tutte, non le facciate ovviamente. E allora facciamo così, a guidare la passerella mettiamo la nostra vincitrice che fa anche rima, Raffaella, vai in testa. A chiudere la passerella metterei la nostra danzatrice Sara e quindi ragazze forza, con un bello stacco musicale congedatevi con un grande applauso. E finché loro si congedano approfitto per salutarvi, per ringraziarvi, per darvi appuntamento assieme a Max e me ai prossimi eventi e alle prossime serate. Voglio salutare anche il nostro sindaco Elvi, se vuole venire qui con noi per i saluti finali.
Eccolo qua. Buonasera a tutti, ringrazio, come ha detto prima, il titolare di questa bellissima location, Fabrizio, che ci dà la disponibilità di realizzare questo bellissimo e tanti altri eventi. Complimenti a Monica e a Max per la tenacia, la passione che ci mettete proprio nel realizzare questi eventi e che va ad elevare non solo la bellezza ma i talenti delle ragazze in taluni momenti e in questi momenti anche delle signore, per cui veramente bravi. È bello poi vedere la gioia, la soddisfazione ma anche l'emozione che si prova, perché non è facile sottoporsi al giudizio del pubblico, per cui complimenti a tutte le concorrenti e a voi che date modo a loro di esibirsi e comunque soddisfare magari un sogno che portano nel cuore. Auguro a loro naturalmente di ottenere le soddisfazioni che inseguono e che meritano, e anche alla vincitrice di portare in alto il nome di Solesino a Taormino, penso, giusto? Andranno a Taormino anche queste? No, finisce qui. Comunque di portare in alto o comunque portare nel cuore il comune di Solesino, visto che in questo luogo, in questo comune hanno ottenuto questa fascia importante che comunque rimarrà indelebile nel loro cuore e in un luogo prezioso della loro casa. Per cui complimenti a tutti, buona serata e buona continuazione. Grazie. Grazie anche a te, e con questo vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi eventi. Grazie a tutti e buonanotte. Ed eccoci qua, carissima Giulia, abbiamo finito. Beatrice, finalmente, è anche Abbiamo domenica, finito. domani Anche si va a domenica, lavorare, esatto, e dobbiamo quindi finire. Velocissime, 30 secondi l'una nemmeno, io partirei subito dalla Miss Spettacolo, fasciata dalla nostra Beatrice Tomada. Prego, venga in mezzo a noi. Buonasera. Buonasera, allora. Prego, si presenti il nostro pubblico. Sono Cristina Cerisara, ho 57 anni e arrivo da Vicenza. Hobby, passioni, scheletri nell'armadio. Scheletri nell'armadio, anche no. Ha mai nascosto la morte di un pesce rosso a una figlia, a una nipote? No. No, è una persona pulita, lei è una persona pulita. Ci proviamo. Pulita. Lei è pulita. Altre dubbi, domande, perplessità? Spettacolo, fascia spettacolo. Lei ama lo spettacolo? Beh sì, anche mi piace. Quindi chissà che non sia una fascia da trampolino di lancio. Magari tra un po' la troviamo nella Rai. Mai dire mai. Ci proviamo. Esatto. Proviamo, dai. Mai dire mai. Noi proseguiamo. Noi congediamo la nostra non solo Miss e proseguiamo con la nostra non solo Miss Moda. Prego. Visto? Moda. Che visione che ho. Ecco. La Beatrice ha pulito gli occhiali, quindi adesso riesce a leggere anche da lontano. Noi la conosciamo, lei è Chiara Saccomandi, madre di 3 figli. Ancora ci domandiamo dove li abbia messi. Non abbiamo ancora capito perché. Ma tu hai detto una piccola bugia quando hai detto i tuoi hobby. Perché hai detto sì che ti piace andare a correre, sì che ti piace fare la tua motocicletta, tutto quello che vuoi. Il mare. Ma tu hai omesso. Beh, ne avevo tanti da dire che mi piace. Hai omesso dello yoga. No, mai fatto yoga in vita mia. No, ma la verticale, quella con la tua bambina. Vabbè, ginnastica? No, yoga è per le persone calme, io no. Mi ricorderò per sempre. Sì, è vero. Sua figlia doveva fare un concorso dove doveva fare una prova talento. L'unica cosa che gli ha chiesto è stata: mamma, qualunque cosa mi chiedono, tu non salire sul palco. La presentatrice dice: mostraci il tuo talento, devo farlo con qualcuno. Chi chiamiamo? Chiamiamo la mamma. Lei non ha fatto il giro per dietro il palco, è saltata direttamente da di fronte con tipo mossa olio cuore, che la facciamo io e te, ci spezziamo in due molto probabilmente. E si sono messe a fare questa splendida verticale sulla testa. Esatto, è un hobby, una passione, cioè lei veramente ha fatto ginnastica artistica e poi siccome io la copio in tutto,
E allora un giorno mi fa: dai, visto che fai tanto la splendida, prova a fare la verticale. E ce l'hai fatta. E ce l'ho fatta. Questo di spaccarmi l'osso del collo, ho imparato a fare la verticale. Vedi? A 50 anni. Poi tra l'altro lei ha una passione che condivide con te, sai Beatrice? Cioè? Non Le so. galline. Le galline. Gli animali. Belli. Io tutti gli animali. Io ho 8 galline che le amo con tutta me stessa. Anch'io. Mi sono nate nelle orecchie. A me. Perché io quella notte ho ben deciso di dormire dalla signorina Tomada. 8 pulcini schiusi in queste orecchie. È bellissimo, è una cosa meraviglioso. Io spero mai più. Infatti la prossima covata gli ho già detto: io non verrò per mesi a casa tua finché non siamo sicuri che siano usciti tutti. Sì, no, per carità del Signore. Proseguiamo Ciao. Velocissime. Ciao. Salutiamo Chiara e noi continuiamo con Miss Allago. Brava. La Miss, prego, venga qua in mezzo a noi. La Miss che ha vinto la fascia. Buonasera. Buonasera, la Miss che ha vinto la fascia del luogo dove siamo, quindi al lago, a Solesino. Sì. Prego. Io sono Elisabetta Barbato e risiedo a Castelfranco Veneto, sono direttore di una RSA e è un privilegio per me essere qui con voi, con queste belle donne che hanno sfilato assieme a me, anche perché dà felicità, dà veramente distensivo, è una cosa bella che aiuta, e penso che tutte le donne dovrebbero avere questa opportunità perché fa bene. Che altro possiamo aggiungere? Io ho detto a Giulia un'unica cosa per tutta la serata. Sì. Che siete tutte pazzesche. Sì, va detto. Noi che tocchiamo Miss, Mister e Lady Over e quant'altro, e voi avete una questa sera 8 marce in più. 8 Mamma marce mia, in più. questa sera veramente tutte spettacolari, ma io sono contentissima nel tuo secondo posto, ma io Grazie. carissima Giulia direi che possiamo lasciarti. Assolutamente sì, noi la Grazie. congediamo, anche perché voi ci vedete sempre un po' a 3/4, ma abbiamo dei tacchi 12 tutte quante ai piedi, quindi è anche il caso prima o poi che noi ci andiamo a coricare nelle nostre ciabattine, le nostre eleganti gambe, le nostre eleganti Havaianas. Direi che quelle sono la nostra cosa preferita delle serate, quindi noi congediamo la nostra Miss al lago. Grazie mille di tutto, grazie. Ciao. E complimenti anche all'organizzazione, a Max in particolare, a Monica, che veramente sono due persone eccezionali. Grazie mille. Grazie a voi, te, ragazzi, grazie. Io direi che concludiamo con la nostra regina, non solo Miss Veneto. Buonasera. Siamo riuscite a calmarci un po' dal tremoriogene. Che trema un po' meno, però ha tremato tanto, era veramente emozionata. Bisogna dire, non se la aspettava per niente. Non pensavo veramente. Una delle reazioni più genuine Sì, che è stato abbiamo catturato negli ultimi tempi, devo dire. Sì, quindi. perché appunto non pensavo di arrivare prima, quindi mi sono veramente emozionata tanto. Comunque volevo ringraziare tutti, Max e Monica che è una bravissima presentatrice. Questo posto è un locale favoloso, è stupendo, bellissimo. va detto. E io quando vengo qua sono sempre contenta perché mi diverto sempre, sono felice. Ti abbiamo visto che ti sei riportata anche la curva sud da casa. Questa sera sì, avevo portato un po' di curva. Abbiamo visto, sì. vicino a noi alla Giulia abbiamo visto la curva sud, avevano fatto anche delle comode pratiche palette per votare. Mi hanno già mandato le foto. Perfetto. Vedi cosa serve portarsi gli amici, li hai prima del fotografo, dopo le foto. Esatto. È sempre utile. Non avendo mai nessuno a vedermi. Hai detto una volta che faccio una finale li questa porto sera giusto così, una volta che fai una finale li porti. Allora, e quando viene mio marito, io non vinco mai. Ecco, allora il marito lo lasciamo a casa. Mio marito sì. No, però Beatrice, io e te diciamo sempre gli uomini a casa, fondamentalmente. Giusto. Le donne fuori, gli uomini a casa. Esatto. Assolutamente sì. Accettiamo solo il principe. Esatto, solo lui. Solo lui. Accettiamo. Bene, direi che congediamo anche la nostra splendida donna, però magari prima magari Giulia la facciamo presentare al nostro quello pubblico. che sta a vedere. Prima gli facciamo fare una rapida presentazione. Prego. Presentati al nostro pubblico. Buonasera, sono Raffaella Ballarin, ho 59 anni, sono da Chioggia, in provincia di Venezia, e ho un'autoscuola insieme con mio marito. Faccio anche i rinnovi, venitemi a trovare. Vedi?
E io dovrei tipo farmi la patente. Tipo, vieni a trovarmi se devi fare la patente, amorina. Vedi? Ho un'ultima domanda. Vai. Insegnami il segreto della giovinezza, perché quando hai detto la tua età io veramente ero là con la bocca aperta. Qual è il tuo allora segreto? Intanto sono vegetariana da tanti anni. Sono vegetariana. Come me. Faccio piscina, faccio sport, mi piace allenarmi anche a casa, quindi mi alleno abbastanza. Cerco sempre di mangiare sano. Ho le galline. Comunque vi ringrazio anche voi che siete state gentilissime, bravissime. E vado a casa. Vai a casa. Vai a casa, tesoro, vai a casa, prego. Grazie a tutti. Ciao. Beh, Beatrice, direi che allora abbiamo capito che il segreto per la giovinezza è fare un po' più la vita da Giulia, un po' meno la vita da Bea. Esatto, e soprattutto comprare tante galline. Tante galline, farsele nascere nelle orecchie. Esatto, ma qua vedo un microfono in più In che più? aggiunge. E io chiamerei Max e anche Monica. E Max e la Monica che sono dei nostri per concludere la serata, ovviamente. Ecco, Max ha già il suo pratico microfono. Max ha già il ecco suo qua microfono. Monica, prego, Eccolo là. prego. E noi abbiamo il principe che ha No, preso odia paura. Max con No, tutta se non stessa. odia Max. Odia non Max? odia Sì, sì, guardalo. No, non è che Lo guarda malissimo. Ma non è che lo odia, c'è stato un buffo qui pro quo. silenzio. C'è stato un qui pro quo. Un piccolo incidente che devono ancora risolvere. Il nostro povero Teo stava facendo il tappetino di pelo della situazione mentre stavamo votando. La persona che era a fianco a noi ha spostato la sedia per salutare Max, ma lui si è girato, ha preso paura, non ha visto la sedia, ha visto Max. E per lui adesso è il nemico. E ha le sue ragioni, dai. Non possiamo. Ha le Diciamo sue qualcosa ragioni. al principe? No, Non assolutamente puoi dirgli qualcosa no. tu al principe? No, Per guai. carità. Max, è colpa tua. È colpa Max? tua. Ferie. Ferie, hai finito? Quanti giorni di ferie hai? 15 giorni. Bene, dai, no, di lusso. Ho detto che è di lusso. Noi quanto abbiamo fatto? Io una settimana. Io 15 giorni. Io una settimana, perché il capo va in ferie pochissimo. Una settimana lavorando. Lei mi fa a un certo punto: ascoltami, io questa settimana vado in Toscana, arrangiati. Io faccio grazie, ti ringrazio. È La stata solidarietà, gentilissima. Gli avevamo 3 eventi. Mi fa: io vado in ferie, faccio perfetto, io non dormo. La ripagherai col tempo. Ah sì, la decurto dallo stipendio sicuramente, con i danni morali, i danni del sonno, i danni della melatonina e Praticamente lavorerai gratis per i prossimi 50 anni. Sì, più o meno, sì, esatto. Allora, com'è andata questa serata, questo non solo Miss di quest'anno? Facciamo un po' un resoconto. Posso dire che sono molto contento. Ovviamente è uscita una bella finale, è venuta una bella donna. Una donna molto bella e molto anche emozionata, cara. Era emozionatissima. È finita, adesso ci buttiamo a pesce con la finale nazionale. Quindi manca poco. Va detto che manca poco. Domenica prossima. Manca veramente pochissimo. Spero che Domenica Cristina non prossima, cadina con il Dormina. principe. Sinceramente, che l'ho visto un po' in difficoltà. Però io direi che ore sono? Regia, qualcuno mi dia l'ora. Sono le 11:03. Wow. Sono le? Possiamo rimanere. Quindi li possiamo già fare o No. non li possiamo ancora fare? Ma sì. Li facciamo? Gli auguri. Porta sfiga. Allora, non è lunga aspettare mezz'ora, dai, va bene, va bene. Ho chiesto. Va bene, li facciamo. Anche perché tanto il video tecnicamente viene caricato nei allora prossimi si può giorni, fare. quindi li facciamo E allora chiusiamo. auguri! Grazie. Alla nostra grazie. presentatrice, non diciamo quanti sono perché non è elegante, quindi fatevi gli affari vostri. No. Vi vedo già. Ma neanche Silenzio. sotto tortura, no. Silenzio, non rompete le scatole. Dai, forza, via, show. Sono tanti, non si dice. Non è vero, non ti crediamo mai, non ti crediamo. Bugiarda. A parte il fatto che vedendole loro come mentono sull'età con la loro estetica, potrebbero averne alcune 80 per quanto mi riguarda e sembrano ancora delle ventenni, quindi io non so come fanno. A me Grazie. Vedi che Mario ha cantato la canzone intanto. dalla grazie. regia ci hanno fatto anche partire il sottofondo musicale, va detto, no. va detto. Quindi abbiamo concluso anche con i festeggiamenti, abbiamo spento pure le candeline, spegniamo anche le candeline di Non Solo Miss. Ragazza per il cinema già fatto. Max, altre candeline da spegnere quest'anno? Vorrei spegnerle tantissimi, però mi sto Ti fermi qua, per ora ti fermi qua. Allora che dire, Beatrice, diamo l'appuntamento? Diamo l'appuntamento alla prossima edizione. Alla prossima edizione di Non Solo Miss, sempre qui con Max, sempre con la nostra splendida Monica.
e buonanotte a tutti amici di Ferro Team. Buonanotte. Ciao!